Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Facciamo subito un attimo una cosa che mi dimentico sempre di fare prima di attivare la live. Un attimo solo, un attimo di pazienza. Benvenuti, oggi dobbiamo fare il teardown del PC che vedete alle mie spalle. Benvenuti a tutti, sono le ore 15 e 25 minuti e oggi è il 12 febbraio 2025. Un attimo che io sto ancora cercando una cosa. Purtroppo il PC è quello che è, già sta facendo lo streaming, quindi già sono contento per questo, che non mi si blocca con tutti gli anni che c'ha. Come sapete, un vecchio i5 che però fino adesso si è difeso benissimo e va ancora bene per fare quello che faccio io. Allora, ovviamente in tempo reale non riesco a fare nulla, non trovo quello che cercavo. Eccolo! Fatto. Ok, pronti, partenza, via. Salve a tutti e benvenuti a questa nuova live di Reni Retro. Dobbiamo fare il teardown di questo PC che vedete qui alle mie spalle e vedremo di cosa parlare quest'oggi, perché come sapete io durante questo tipo di live ho sempre degli aneddoti, qualcosa da raccontare, ok, riguardo a questi vecchi PC che come sapete sono dei primissimi anni 2000. Molti hanno XP, molti hanno il controller IDE. Guardate anche questo è il terzo di seguito che ci capita, addirittura con il lettore floppy, ok, quindi anche questo ha il lettore floppy, i vecchi dischetti da 1,44 MB, ok, quindi diciamo già questo ne determina l'età. Poi c'è anche qui sempre dell'LG, diverso da tutti quelli che vi ho fatto vedere, è un masterizzatore e lettore. Questo dovrebbe leggere e scrivere solo ed esclusivamente su supporti CD, quindi non legge né scrive i DVD e neanche tantomeno i Blu-ray. Però questo legge e scrive sia i CDR, quelli scrivibili una sola volta. Salve Michele, benvenuto, un saluto da Roma. Allora, quindi questo è un 40-12-40, quindi non solo legge i CD, scrive i CDR e scrive anche i CDRW, che abbiamo visto essere quelli riscrivibili, quindi solo i CD e non i DVD, che i DVD poi esistono più RV, meno RV, un macello. Questo andava a leggere e scrivere sui CD, quelli da 700 mega, diciamo tra i 650 e i 700 mega, che poteva contenere in formato audio nativo, quindi facendo un CD audio fino a un massimo di 80 minuti, andando a sfruttare proprio l'overburning, cioè scrivendo pure sulla traccia più esterna del supporto, diciamo, del CD vuoto. Detto questo, partiamo subito diciamo, con l'analisi di questo PC. Abbiamo visto che ha un floppy drive e ha un masterizzatore solo CD. Qui c'è ovviamente il bollino del mio vecchio negozio di computer. Proviamo subito ad accenderlo, vediamo se dà segni di vita. Allora, proviamo ad attaccare la corrente, accendiamo l'interruttore dell'alimentatore e proviamo col tasto power. Diciamo che già è un buon segno che si siano accesi i LED. Vediamo se si vede qualcosa a video, ma mi pare proprio di no. Vediamo col tasto reset. Il tasto reset funziona perché
l'unità CD si resetta. La maggior parte delle volte quando fanno così è soltanto un problema di RAM, la maggior parte delle volte. Allora, direi spegniamo. Ah, per spegnere i PC funziona sempre allo stesso modo anche attualmente sulle nuove schede madri. Basta tenere premuto il power per circa 10 secondi e il computer si spegne. Se invece volete fare un semplice reset, basta premere il tasto reset. State attenti però che col tasto reset si possono rovinare gli hard disk meccanici, gli SSD no. Ok, quindi proviamo a svidare. Ah, vedete qui ci sono le viti. Adesso ecco, vedete, c'è almeno una, l'altra non lo so, no, l'altra è normale. Guardate, questa era una vite, è piatta sopra e non è a taglio, non è... Questa si svita semplicemente a mano. Sono quelle viti, non so se riesce a mettere a fuoco la telecamera, vedete? Sopra è piatta, non c'è, non è né a taglio né a croce, è piatta. Non riesce a mettere a fuoco la mia videocamera. Comunque la vedete, è piatta e eccola qui. È una semplice vite. Ok, c'era una sola. Ah, miseria. Ok, andiamo a vedere subito. Ah, la scheda madre quindi è una K7 VT4A Pro con la GP 8x addirittura, quindi non era male la scheda madre. Non è una Asus ma è una ASRock, e col fatto che c'è scritto K7 vuol dire che qui sotto c'è un AMD, un processore che non è della serie Intel, della marca Intel, ma del concorrente, la AMD, che diciamo attualmente ancora fa processori. Tra l'altro c'è questo, diciamo, questo falso, neanche troppo falso mito, però i processori dell'AMD sono più veloci di quelli della Intel, però quelli della Intel sono più affidabili rispetto a quelli dell'AMD. C'è questa caratteristica. Diciamo che se uno vuole fare dei giochi e ci mette un buon impianto di raffreddamento, un processore AMD a parità di frequenza, diciamo, risulta essere più veloce di un Intel. Però se tu devi fare un computer che deve stare acceso tante ore, che ne so, per esempio per fare dei rendering o non lo so, per qualsiasi motivo lo dovete lasciare acceso per, che ne so, H24, allora a quel punto dovete optare per un processore Intel che è più affidabile, più stabile. Allora, io vedo che qui ci sono due banchi di RAM, io adesso li vado a togliere tutti e due, sempre DDR400, figurati quando ti sbagli. C'è un hard disk AIDE e il masterizzatore. Tra l'altro mi sembra che ci abbia... No, c'ha due controller IDE, sì, però ne viene sfruttato uno solo. Allora, andiamo a vedere. Ho spostato la RAM che stava in uno slot, c'è solo due slot per le RAM, solo due. Quindi, allora, andiamo a vedere, riproviamo, riproviamo. Allora, dentro c'è puzza di bruciato, con tutto che è molto pulito questo case, però sì, puzza di bruciato. Beh, c'è sta qualche condensatore, secondo me è arrivato, c'è. E purtroppo quando i condensatori arrivano i problemi si fanno vedere. Allora, andiamo a vedere, faccio un'ultima prova, levo questa RAM da qui e ci metto solo quest'altra, ma dubito che sia la RAM, qui sono più che altro i condensatori su scheda madre che sono arrivati. Come sapete, io come vedo qualche problema, colgo la palla al balzo e smonto e butto, perché io ne devo buttare parecchi. Gli ultimi due li ho tenuti e quindi adesso devo andare sparato. Gli ultimi due funzionavano molto molto bene, erano pure molto veloci. A proposito, su quello dell'ultimo teardown, su quel PC lì alla fine l'ho trovata la RAM da 1 giga e ci ho messo 2 giga di RAM su quello vecchio che già l'ho portato via. Questo è un altro.
quindi quello vecchio già l'ho portato via e ci ho messo 2 giga di RAM e funziona perfettamente. Quindi allora vediamo se così parte, ma mi pare proprio che no. No, 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 no. Vabbè, ottima occasione per fare uno smontaggio e questo va via. Arrivederci, saluta tutti e se ne va. Stacchiamo tutto, stacchiamo tastiera, mouse, monitor, stacchiamo tutto. Vabbè, ho rimediato un'altra 2 RAM, un'altra scheda video se è buona, se no buttiamo tutto. Allora, pronti a fare il tear down di questo PC? Mi metto seduto così mi vedete bene. Allora, la prima cosa che voglio andare a smontare è proprio questa scheda video. Ed è una ATI. Allora, la AMD, diversi anni fa, ha acquistato anche la ATI. Quindi questa marca che adesso vi faccio vedere non esiste più. Aspettate, oh, perfetto. Guardate, questo è il vecchio logo delle schede video. Quando c'era questa scheda video Powered by ATI, c'erano anche le Matrox. Molti di voi ricorderanno le Matrox Mystique 220, le Matrox G100, G200, G400, erano tutte schede accelerate. Mentre della ATI io ricordo con, diciamo, che l'80 usata su uno dei miei PC dell'epoca, e rimettila a fuoco, ecco, Powered by ATI, era la ATI All-in-Wonder 128. Che cosa aveva di particolare quella scheda video? Allora, era una scheda video, innanzitutto già con l'acceleratrice 3D, nei primissimi PC, l'accelerazione 3D era gestita da una scheda video a parte, da una scheda a parte, diciamo, chiamata anche 3D-FX, la 3D-FX. Sia la Matrox che la ATI poi cominciarono a fare le schede con il 3D integrato. Però la ATI All-in-Wonder aveva un'altra particolarità. La ATI All-in-Wonder aveva l'ingresso video per poter connettere un videoregistratore, una telecamera, una qualsiasi sorgente video, in modo da poter andare a registrare in digitale quello che voi inviavate come segnale in ingresso. E quella, diciamo, è stata una delle primissime schede di acquisizione video con la scheda video integrata, quindi senza andare a comprare delle schede di acquisizione aggiuntive. Quindi con la All-in-Wonder voi attaccavate il vostro videoregistratore e potevate trasferire i vostri filmini, che ne so, privati, fatti su videocassetta o quant'altro, direttamente nel PC e poi fare dei video CD, super video CD o anche dei DVD. Poi farò una live a parte dedicata ai vari formati video che si sono susseguiti nel tempo, perché il primo formato video standard, a parte il Kodak video CD, che era un formato particolare diciamo della Kodak, diciamo tra i formati standard ci fu il video CD che aveva una sua risoluzione e un suo codec particolare per poter funzionare, che era l'MPEG 1. Comunque era un formato video in una 352x288 se non sbaglio, però voglio dedicarci una live. Poi c'era il super video CD, poi c'era il video CD e DVD, e poi col DVD ci siamo fermati a quel formato che ovviamente diventò anche un DVD, per esempio video dual layer, che aveva il doppio della capacità, quindi invece di 4 giga e 7 c'entravano più di 8 giga di dati e quindi si poteva aumentare la qualità video comprimendo di meno, perché poi vedremo che la compressione dei dati è quella cosa che ovviamente li danneggia di più, i dati. Allora, qui vediamo che qui dietro ci venivano messe, vedete, questa dovrebbe essere tutta la RAM, vedete, questa è la RAM della scheda video, ok, questo addirittura i codici a barre, non so se mette a fuoco qua, sì, 256 mega di RAM, una bestia. Questa è una Radeon, ATI Radeon 9002, la miseria. Questa all'epoca era una bestia, sta scheda. Questo è il serial number, sono tutti i processori di RAM.
Abbiamo smontato quelle con 64 mega, quindi questa potrebbe essere messa dentro uno di quegli altri PC. Tra l'altro i condensatori mi sembra che sono tutti quanti molto molto buoni. Vedete? Guardate, questi sono tutti i condensatori e stanno tutti quanti bene. Vedete? Questa è un'ottima scheda video, tra l'altro, eccoci qua, c'è la VGA, la DVI e poi questa che mi sa che è un'uscita video out, c'è scritto sì, e questa serviva per connetterci i televisori, c'è scritto video out. Bando alle ciance, andiamo avanti. Hard disk IDE Ultra DMA, quindi col cavo ultra denso a 80 pin. Sto levando pure tutte, ok, così ho disconnesso. Allora questo questo è il cavetto del floppy, vedete? Sempre vi ho fatto vedere l'altra volta, c'è qui il cavo invertito, vedete che è girato, e questo va alla scheda madre e questo va al floppy per far funzionare il drive, il lettore di dischetti. Poi c'è questo è il cavetto ultra denso, sempre IDE, ATA, parallelata, come volete chiamarlo voi, non è serialata, questa è parallelata, ultra denso a 80 pin. Vedete? Questo è un cavo ultra denso a 80 pin. Allora, andiamo a smontare, allora, poi stacco qua l'alimentazione della scheda madre, andiamo a togliere, mandiamo al cinema la RAM, 256 MB di RAM, queste vabbè ce n'ho un fiume. Allora, da quest'altra parte sembra che non ci stanno le viti, quindi dovrei riuscire facilmente a sfilare questo hard disk. Ok, eccolo qui l'hard disk, 20 giga. Guarda, questi sono gli hard disk di una volta, il Quantum Fireball, ovviamente sempre col suo attacco IDE 40 poli. Ah, poi non vi ho detto che gli hard disk IDE da 2 pollici e mezzo non sono a 40 poli ma sono a 44, perché sugli ultimi 4 c'è l'alimentazione, ok? Quindi è una cosa che mi era sfuggita, non ve l'ho detto, altro questo ce l'ha le viti dall'altra parte. Quindi io direi, leviamo un attimo il trasformatore, tanto non c'è attaccato più niente qua. Quindi leviamo l'alimentatore. Tra l'altro un 400 watt questo mi sembra. Allora andiamo a svitare l'alimentatore. Allora, al giorno d'oggi i case dei PC fissi hanno tante ventole, perché se le vedete sono pieni di ventole, e non solo, hanno dei sistemi di raffreddamento che fanno paura, tutti a liquido eccetera. Vi faccio vedere invece una volta come raffreddavamo i processori. Allora, questo è un alimentatore senza infamia e senza lode, può sempre essere utile. Model ATX 400, può essere utile pure per un'amiga. Ecco, se mi mette a fuoco, eccolo qua. Quindi vedete, c'ha 18 ampere sui 12 volts, 40 ampere sui 5 volts, 28 ampere sui 3,3, poi sui meno 5 c'ha mezzo ampere e sui meno 12 mezzo ampere. Ok? Comunque un 400 watt rispetto pure a quest'altro da 3,50 magari può tornare utile. Allora io direi poi smontiamo questa scheda madre, ha pochissime viti perché qui hanno usato i distanziatori in plastica. Ok, allora andiamo a smontare, a svitare queste poche viti che ci sono, la
mi sa che sono solo queste due, le vedi? No? No. Ce ne dovrebbe stare una qui al centro che non la vedo. Non riesco a vedere la vite che manca da svidare, perché c'è sicuramente un'altra vite. Ai 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 ai. Ma come è possibile? Ma scusa, non ci stanno viti, solo questi distanziatori ci stanno, sì, mi rompono le balle. Oh, non c'erano viti infatti. Allora, avrei dovuto prendere per toglierla senza danneggiare i distanziatori, che adesso vi faccio vedere come sono fatti, avrei dovuto prendere un paio di pinzette, ma siccome non mi interessa neanche del case, allora ho lasciato stare, perché i distanziatori che sono stati usati sono questi di plastica, ok? E qui sopra vedete io ho rotto uno dei due lati, questi andavano a incastro dentro i buchi della scheda madre, vedete? Adesso non si incastra più. Comunque questi erano molto buoni perché erano sia isolati, perché erano di plastica e reggevano abbastanza ferma la scheda madre senza mettere i viti, però poi quando li dovevi togliere la scheda madre erano scoccianti, infatti era molto più consigliabile mettere delle viti, tanto c'erano anche qui per fare massa, vedete intorno a dove va la vite c'è diciamo quel cerchietto metallico, sono molto su quel cerchietto metallico ci si metteva la vite in modo che faceva contatto anche con il case e quello andava a massa, ok? Allora, quindi questo è come raffreddavamo noi una CPU AMD. Tra l'altro, vedete, la Intel le marcava tutte le ventole. In questo caso, questa ventola è una cooler. Non si sa che c'è una marca così, 12 volts, ventolina su un bel dissipatore gigante. Tra l'altro, pure molto pulito, lo vedete, non è sporco come computer. Io ho visto i condensatori che sono arrivati. Allora, il primo è questo che si vede, vedete? Guardate, questo è proprio andato. Poi qui vicino alla CPU, questo anche è andato, vedete? Come posso farvelo vedere? Eccolo, questo è tutto sollevato, ecco, così lo vedete meglio, vedi che faccio ombra. Poi ce ne stavano altri pure che avevo visto, eccoli. Qui levo, e questo è il connettore della ventola che andava attaccato qui, e questi due condensatori sono arrivati tutti e due. Non so se mettendoci la mano, ecco, vedete? Sono gonfi tutti e due, non rende bene la telecamera però. E quindi niente, pure questa scheda. Allora andiamo ad analizzare un po' questa scheda. Allora, anche la ASRock come la Asus usava a marcare le sue schede, vedete? C'è scritto K7 VT4A Pro, poi sotto tra i due slot PCI c'è scritto ASRock con le RAM DDR400, ha le USB 2 a bordo e ha il controller serialata, ha i controller ATA 133 ed ha una scheda audio 5.1 canali. Quindi qui, tra l'altro vedete pure sullo slot quello marrone c'è scritto AGP 8x. Allora andiamo quindi a spiegare questa scheda madre. Allora, innanzitutto molto buono, c'aveva l'ingresso tastiera e mouse. Questo è il verde il mouse e il blu è la tastiera, il viola. Il viola è la tastiera. Poi c'è la porta seriale e la parallela per la stampante, la seriale per un eventuale modem esterno. Poi ci sono due USB 2.0 come diceva nella serigrafia, altre due USB 2.0 con sopra la scheda di rete LAN 10.100 e altre due USB 2.0 e poi c'era i connettori della scheda audio, quindi ingresso microfono, ingresso linea, uscita casse, ok?
e quindi questa era la parte posteriore della scheda. Sopra, allora andiamo a vedere sopra. Allora, qui ha due banchi di RAM DDR400, quindi le primissime DDR, ok? Alimentazione della scheda madre, questa è l'alimentazione della scheda madre, IDE secondario per masterizzatori e lettori CD-ROM, IDE primario per uno o due hard disk. In questo caso avevano sfruttato l'IDE primario sia per, diciamo, per mettere l'hard disk che per mettere il lettore. Conveniva sempre utilizzare tutti e due i canali, avendo i cavi a disposizione, in modo tale che diciamo, il trasferimento avvenisse tra due controller separati. Ognuno di questi connettori poteva ospitare due periferiche, una master e una slave, ok? Questo coperto, qui c'è il chipset che controlla un po' tutto, il chipset, poi qui c'è la GP 8x, questo slot veniva utilizzato solo ed esclusivamente per le schede video, ok? E quindi questa è una porta per una scheda grafica, per una scheda video, addirittura GP 8x. Poi ci sono 1, 2, 3, 4 e 5 slot PCI, questi bianchi sono slot PCI, questi ci si possono mettere qualunque scheda, può essere una scheda modem, un'altra scheda di rete, quello che volete, un'altra scheda audio, una scheda SCSI, quello che volete, una scheda USB 3, cioè si poteva mettere quello che volete su questi slot. Poi questo qui che vedete nero era il connettore del floppy drive, il lettore dei dischetti, ok? E qui ci sono i due controller per hard disk serialata, ok? I serialata hanno i connettori molto piccoli e i cavetti molto stretti e lì ci passano i dati ad una velocità molto superiore rispetto a quelli parallelata, gli IDE, che diciamo non sono, diciamo, rispetto al serialata non sono neanche paragonabili come velocità. Qui su questa scheda non mi pare ci sia altro da dire. Le RAM l'abbiamo detti, i due controller serialata l'abbiamo detti. Qui ci sono gli ingressi audio analogici che partivano dai lettori ottici per arrivare direttamente sulla scheda audio integrata su scheda madre. Allora, quello che mi piacerebbe fare è smontare questo raffreddatore. Mi rimetto qui così mi vedete. Allora, per smontare il raffreddatore bastava anche, ma mi sa pure a mano se fa, però no. Allora, la cosa migliore era usare un cacciavite a taglio, però aspirina, no, perché questo te lo dico io, questo si è attaccato, questo era fatto per farlo a mano, ma non ci si riesce perché si è attaccata sta cosa. Ecco, ho rotto la ventolina. Sì, mi sa che ho spaccato la ventolina. Vabbè, tanto sta ventolina non mi sarebbe servita a niente. Vediamo se riesco a levarla pure la ventolina, ma questa dovrebbe scorrere. Non mi sarebbe servita a niente perché è veramente troppo piccola sta ventola. Allora. Niente, si è incollato proprio a mala maniera. E niente, perché se... sì, questo chissà da quanto tempo è che sta così. Ecco, ci sono riuscito, lo sapevo io che ci riuscivo. Ho vinto io. Allora, quindi questo è il dissipatore con la ventola sopra. Andiamo a vedere il processore. Guardate, vi faccio vedere quanta poca pasta termica ci avevano messo. A parte che lo slot è molto semplice, guardate. Lo slot bastava abbassare questa e il processore era messo, lo alzavi. Poi questo ha pure, mamma mia, come facciamo a fare queste cose? Ci sono anche dei distanziatori, vedete? Questi sono pure abbastanza alti e quindi quasi impediscono alla pasta termica di venire a contatto con il dissipatore che poggia su questi quattro piedini, vedete? E quindi, allora, vediamo se la mia telecamera
riesce a mettere a fuoco questa scritta. È minuscola, eh? Mm, ecco, AMD Athlon. Eh no. Ecco, a questa distanza sì. AMD Athlon CPU 1999 AMD. Guardate sotto, i piedini stanno tutti intorno, al centro non c'è niente. Quindi, vedete, questo quindi è uno dei primissimi slot e questi sono tutti i piedini, Vedete? Alcuni si sono storti, vabbè. L'ho storti adesso per toglierlo, perché questo non era mai stato tolto, sto processore. Vedete? E questo è un processore AMD Athlon, i primissimi AMD, uno dei primissimi AMD. Oh. E poi qui, semmai dopo io mi smonto pure sta letta di raffreddamento qui che mi può tornare utile. Allora, dobbiamo andare avanti. Questa pure si butta insieme alla scheda madre. Ok, dobbiamo andare avanti per smontare quel masterizzatore. Allora, qui leviamo questa vite. Ok, perfetto. E quanto è lunga sta vite? Una e due. Sono lunghissime queste vite, in cerimi. Allora, andiamo a levare lo sportello, ok? E poi andiamo a smontare il floppino. Questi floppini cominciano a diventare rari e quindi io me li tengo tutti. Tra l'altro si sono inventati come renderli compatibili con Amiga e quindi magari se uno ha problemi con un floppy Amiga, devo smontare pure da là. Giustamente, adesso ho smontato di qua, così cosa ne approfitto, levo pure questi due viti qua che io cerco di tenere più viti possibili, poi so neanche che ci faccio, ma me le tengo. Ecco, non casca tutto. No. Allora, sicuramente è cascata nel case, eccola qua. Allora, andiamo a vedere, no, si rimantiene ancora grazie a questi due viti che stanno là. Allora, io intanto mi smonto il floppy. Porca miseria, eccola. Ultima vite per smontare il floppy. Andiamo e smontiamo tutto. Bisognava stare attento perché questi case costavano pochissimo ed erano taglientissimi. Allora ecco, vi faccio vedere il floppy con la sua bella mascherina. Vedete, questi venivano venduti già così con la mascherina davanti, alcuni invece erano senza questa mascherina davanti e c'era la mascherina di tutto il case. Quindi in questo caso questo floppy, qui c'è l'eddino di lettura scrittura e qui il tasto per espellere il floppy una volta che viene inserito, perché guardate, quando io vado ad inserire un floppy qui dentro esce fuori il tastino meccanicamente, questa è tutta una procedura meccanica, esce, ci inventavamo di tutto all'epoca, vabbè, tutto meccanico, che poi era tutto elettromeccanico, elettronico-meccanico posso dire, perché era una parte, vabbè, questi non so viti, no, ah sì, sono viti, è una,
e 2. È rimasto appeso perché solo per reggere questo cassettino ci stanno 10 viti. Ma. Questo era il cassettino che reggeva il floppy e io lo lasciamo dentro. Allora, ma anche al masterizzatore abbiamo finito e abbiamo fatto il teardown anche di quest'altro PC AMD Athlon. Oh, guardate questo che bello che è. Questo è un masterizzatore LG 401240. Vi faccio vedere anche la parte sopra. Ci dovrebbe stare anche, ecco, May 2002, vedete c'è scritto sopra il codice a barre, c'è scritto maggio 2002. Pensate quanto è vecchia sta roba, quindi io questa già la considero retro computing, tutto sto materiale qui. Allora, qui non posso levare né i tasti, oddio, tasto reset se riesce a levare, io lo cerco sempre di togliere sto tasto reset perché come vi ho detto voglio sistemare il mio PC di Lego e per sistemare il mio PC di Lego mi manca il tasto reset e il tasto accensione, che adesso sono quelli proprietari. Allora qua dentro che c'è sta? Che è questo? Allora, questo è il beeper, questi sono LED, i LED sono venuti via, almeno uno. Pure i LED mi possono servire, ma io i LED ci li riesco a mettere. Io direi proviamo a levare sto coso frontale, va. So da levare tante viti, però voglio vedere perché il beeper pure può essere comodo. Le schede madri nuove ancora supportano ancora il beeper, che è quel beep che voi sentite quando parte il BIOS, no? Accendete il PC e fa beep, e quello viene dal beeper, da questo che adesso vi faccio vedere. Sembra un altoparlantino, ma non è un altoparlante, emette solo alte frequenze, quindi può fare dei beep, 2, 3 beep, e uno in base al numero dei beep capisce che problema c'ha il PC e via. Qui c'è un'altra vite, poi mi sa che abbiamo finito, sì. Anche perché se devo rompere qualcosa rompo, ma che mi importa a me se ci stanno altre viti. Non penso. Forse là sotto, sì, ci sono 2 viti là sotto, ma quelle io non ci arrivo a levarle. Pensa un po', qui si spacca tutto, fai prima, perché hanno messo delle viti qua sotto, ma sono matti. Fatemi vedere un attimo, e quello là come ci arrivo? Forse così ci arrivo a stento e ci proviamo. Allora, una quasi levata, mazza, con un solo cacciavite sono riuscito a svitarle tutte queste viti. Ecco, una l'abbiamo levata, sono 3, leviamo la seconda, leva questo cacciavite davanti che sbaglio il cacciavite, 2, costavano 2 lire, cioè avevano 2000 viti sti case, ma veramente 2 lire costavano, perché erano della lamiera molto molto leggera, molto tagliente, non rifinita, tanto non era previsto che nessuno li doveva smontare sti cosi. Non so se si sta svitando sta maledetta, Guarda un po' vedere, sembra di sì. Sì, ok, svitata, e quindi abbiamo finito. Vediamo un po' la prova del 9. Beh, ma che ce ne stanno altre? Sì, altre 2 là. Mortango ieri non si finisce mai. Le ultime 2, via. Mamma mia.
Ma ne ci voleva pure a loro un secolo per montarlo sto case con tutte queste viti. Ce ne sta un'altra qua. E santa miseria. Via, via, via. Ok, smontata. Via. Sta vite, via. Eccola qua. Al cinema. Ai 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 ai. Qui cascano viti da tutte le parti. Ok. Ho fatto uno scatolo dei viti. Il bipro di cui vi parlavo prima è questo. Buzzer, se volete chiamare anche buzzer. Eccolo qua. Vedete? Questo è un buzzer. Andava attaccato direttamente alla scheda madre. Allora, andiamo a vedere. Una volta arrivato a questo punto, uno dice: faccio 30, faccio pure 31, mancano solo 3 viti. Andiamo a smontare pure queste. Così provo a levare sto cavolo di interruttore. Vabbè, questo smonta solo qua, vabbè. Smontava solo il cappello. Quindi potevo smontare separatamente. Ok. E via. Abbiamo smontato completamente. Tear down completo stavolta. Così abbiamo smontato pure sto coso. Qui c'è sempre l'adesivo Morena Computer. Vedete? Oh, quei numeri sono disattivati dal 2014, eh. No. Oh, salve! La Tana del Panda! Benvenuti, benvenuto. Ho quasi finito di fare questo tear down, questi li lascio qua dentro. A me mi serve solo di vedere se riesco a prendere sti pulsanti del cavolo. Oh. Che bevossi, no? Ma come cazzo? Una volta buona che mo adesso rompo tutto, Cacciavite mio giallo con questo io che a taglio vado e rompo tutto di solito. Ma com'è che no? Eh sì. Ma vedi non ce ne so più. Oh, a posto. E va quel paese. Chi è? Questo resta qua. E mo qua c'è il LED verde, perché il LED rosso già l'ho tolto. E poi mi servirebbe pure uno solo di questi due pulsanti, vediamo. Vabbè, qui c'è un minimo di colla a caldo che la colla a caldo si leva facile facile proprio. Io la uso quasi mai perché la colla a caldo si leva proprio facile facile. E infatti questo visto, se ne è venuto pure questo verde. Questi invece sono a incastro, quindi io levo il pulsante tramite pure il cacciavite. Quindi il pulsante l'ho levato, è questo, e non mi serve perché io poi ci metterò quelli di Lego. Questo pure si può levare. Questo è un pulsante dalla forma strana. Ecco, se a fisica vi dicono che forma c'ha sto pulsante, che forma c'ha sto pulsante, guardate che forma strana. Questo era il pulsante del power, ok? Power, c'era scritto pure stampigliato sopra. E adesso noi ci andiamo a... Ah sì, si leva! Guardate, ho risolto! Si sono levati così, vedete? Quindi adesso io vado a tagliare questa fascetta con le mie fedelissime forbici. Io ho sempre queste forbici a portata di mano pure per fare gli unboxing. E ho risolto, quindi è valsa la pena. È valsa la pena fa tutto sta macello. Sempre se, vabbè, se taglio il filo lo risaldo, quello non è che... quello è facile, quello si risalda. A me mi servivano solo quei tastini. Poi gli rifaccio tutto intorno, tutto il castelletto con Lego, dove ci metto i due LED dell'hard disk e del power. Ok,
E ho risolto, ragazzi, ho risolto. Allora, guardate poi quanti erano lunghi sti fili. Allora, ora me li vado a dividere. Questi sono tutti i LED e qui ci sono, l'ho levati, metto tutto qua dentro e questi sono i due pulsanti, vedete? Uno lo faccio reset e uno lo faccio power. Power e reset funzionano benissimo ed eccoli qua, perfetto proprio. Io questi me li tengo da parte e ci faccio power e reset del PC di Lego, che ci vado a levare quelli proprietari della Dell, perché ripeto, attualmente dentro al PC di Lego c'è un Pentium 4, però era della Dell e quindi c'aveva una scheda aggiuntiva dove c'era power, USB, i LED, era tutta una schedina con una piattina che univa, diciamo, questa schedina alla scheda madre, e quindi io quella la devo togliere perché volendo, vedete, li sto unendo, volendo metterci una scheda standard, ecco, così li ho uniti, tanto sulla scheda madre stanno vicini, reset e power, eccoli qua. Qua c'ho i due pulsantini e qua c'ho i connettori. Ok, power LED. Oh, sì. E qua non lo metto a fuoco questo. Vabbè. Power LED, cioè reset e power, qua c'è scritto. Ok, allora, quindi grandi cose. Questo andrebbe richiuso. Sì, ci va messa tutta sta roba dentro e andrebbe richiuso. Sta cosa come ho messo dentro? Posso pure lasciare così. Ecco, sta cosa lo lascio così. Questi non c'erano manco tanto un verso perché erano uguali. Ci voglio mettere una sola vite da una parte e una sola vite dall'altra, tanto. Ok, e lascio solo due fili. Queste però non vanno bene. Ecco, questa. Ci mettiamo questa da una parte. No, aspetta, perché ci devo mettere pure la scheda madre che se ne va. Quindi questo lo mettiamo dopo. Allora, pure la scheda madre se ne va. Quindi mettiamo prima questo. Allora, questo si mette così. Aiuto. E non so neanche se ci sa vita questa, perché qui ci stanno i viti spanati. No. Vabbè, qua ci metto un bel pezzo di scotch. Sentitemi a me che ci guadagno pure in salute. Ecco, si prende un bel pezzo di scotch carta. A posto, di scotch per i pacchi. A posto. Fissata con lo scotch dei pacchi. Basta. Proprio per scrupolo un altro pezzettino qui e via, così non si muove più. Ok, e via. Poi dietro c'è un sacco di roba. Ok, e quindi poi qui dentro ci andiamo a mettere la scheda madre e poi lo chiudiamo. Questo pure da buttare via, appoggiamo qua. Ah no, la scheda madre ce devo ancora levare questo raffreddatore, quindi aspetto. Ok, quindi questo va a far parte della mia collezione. Questa la utilizziamo perché sicuramente funziona e la metterò dentro a uno dei Pentium 4 che abbiamo visto e quindi la sostituisco. Quindi ho rimediato un hard disk da 20 giga, un lettore floppy, va bene, una scheda video, banchi di RAM, vabbè, qualcosa si è rimediato, dai, qualcosa si è rimediato. Ok? Non ho potuto fare dire tanto perché poi, ecco, a parte ecco, i processori, parla di AMD Athlon rispetto ai Pentium 2, Pentium 3,
i vari Intel, ma la AMD è stata sempre antagonista della Intel, quindi ha continuato sempre a fare questi processori. C'era chi si trovava bene con AMD, chi si trovava bene con Intel, chi non ci capiva niente si comprava quello che gli veniva venduto, quindi diciamo c'è stato un po' di lavoro per tutti quanti in quegli anni, poi ne venivano prodotti talmente tanti perché l'intento era quello di metterne uno per ogni famiglia, però poi quando finivi di consegnare quello uno per ogni famiglia, la tecnologia andava avanti, quindi magari uno si era comprato un Pentium normale, erano usciti i Pentium 3 e quindi uno dice vabbè il PC2 è troppo lento, di qua, di là, e uno buttava il Pentium normale e si comprava il Pentium 3 e quindi era un cane che si morde la coda, diciamo un circolo vizioso se vogliamo, e quindi se ne vendevano parecchi. Poi piano piano si è stabilizzato. Io per esempio con questo che ho, ripeto, dal 2012 mi trovo benissimo, ancora funziona, siamo nel 2025, questo fin quando non morirà completamente io continuo ad utilizzarlo perché per quello che devo fare io va benissimo, quindi non sento la necessità di dover cambiare e di dover migliorare questo tipo di computer, ok? Oggi mi sa che non ce la faccio a parlarvi quasi di niente. Questo c'era il chipset via, su questo se volete vedere, non so sulla telecamera perché questo è a specchio, vi fa vedere questo chipset con, così si lo fa vedere, vedete, chipset via, ok, made in China già all'epoca, comunque va bene. C'è vabbè, la batteria tampone, queste vanno sostituite perché saranno tutte quante scariche quando le trovate su un PC che funziona. Basta, non c'è nient'altro da dire. Parallele seriali ve ne ho parlato, i cavetti, ho parlato un po' di tutto. Non c'è nient'altro da dire su questo tipo di PC. Vedremo se con i prossimi teardown magari ci sarà qualcosa da approfondire meglio. Ok? In chiusura di live, come sempre, vi invito a mettere il like a questo video se vi è piaciuto. Se vi piacciono questo tipo di contenuti, mettete diciamo il segui, attivate le campanelle sul mio canale. Il mio canale è facilissimo perché è youtube.com/Renato De Vita. Più facile di così non lo potevo fare, tutto attaccato, tutta una parola. Quindi poi se vi va in descrizione trovate tanti link per accedere ai miei vari canali e per vedere i miei siti internet. I miei siti internet, il principale è classe74.it. Grazie Michele di essere stato con me, grazie che mi ha fatto compagnia. Vedremo, poi domani ne devo fare altri di Teardown e poi dobbiamo fare gli spogliamo insieme. C'ho tante riviste, guarda che molte riguardano Amiga, Commodore eccetera, altre riguardano cartoni animati che come Rainy Toon sto un po' fermo, quindi sto cercando di fare una live al giorno, vediamo se riesco a mantenere questo ritmo perché non è facile poi organizzare queste live. Dicevo, andate a visitare classe74.it, legolando.it, magliettevintage.it, Star Wars Store sta passando adesso in alto, starwarsstore.it, sito dedicato a Star Wars, o il mondo del vinile.it per esempio, che è molto bello, è un sito dedicato tutto ai vinili, oppure renijstore.it. Se andate a vedere questi siti trovate qualcosa che vi interessa, poi li ho acquistati direttamente tramite i miei link direttamente su Amazon, venite ridiretti direttamente su Amazon e lì potete fare i vostri acquisti. Ok? Va bene, io direi che da Reni Retro è tutto, vi do appuntamento alla prossima live, spero che sia domani, però ovviamente non ve lo do come sicuro, io non so mai quando posso andare in live, anche perché questa live avrei dovuto farla questa mattina, non ce l'ho fatta. Quindi vi do appuntamento alla prossima live, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata e ci vediamo prossimamente. Grazie a tutti, grazie a chi ha visto questa live in diretta e grazie a chi l'ha vista in differita. Grazie a tutti veramente. Ciao e buona serata, buon pomeriggio.